rettore di Sant'Antonio in rappresentanza del delegato Monsignor Diego Ravelli, e la prorettrice per i beni culturali dell'Università di Padova, la collega archeologa anche lei, che è Luigi Oliva, architetto, che dice c'è un momento di predominio strano degli archeologi sia al Ministero che auspicabilmente anche all'Università, e quindi Monica Salvadori che porta il saluto del rettore. Io, della rettrice, scusate, darei la parola al nostro, diciamo, proprietario della statua, no, in qualche modo, che è la delegazione pontificia, e quindi a padre Antonio Ramina, rettore di Sant'Antonio, per il suo saluto. Grazie a voi, grazie al sovrintendente Tinè per questa duplice, direi, opportunità di presentazione pubblica dei risultati fin qui effettuati di analisi sul monumento equestre. Io non posso che esprimere il saluto e la gratitudine appunto a nome del delegato pontificio, come già è stato detto. Esprimo anche la soddisfazione per il fatto che il lavoro fin qui svolto è stato fatto in collaborazione e in dialogo tra le varie istituzioni in gioco, per cui Sovrintendenza, Università di Padova, Istituto Centrale, e l'auspicio è che si possa continuare su questa strada di una feconda e proficua collaborazione. Credo che poi, per quanto riguarda l'importanza che riveste il monumento equestre di Donatello, non sia io a dover dire, nel senso che è sotto gli occhi di tutti, per cui se non altro, ecco, ribadisco la soddisfazione nel poter vedere che un'opera di questo tipo viene presa in carico con senso di responsabilità, pensando anche alle generazioni che avranno la gioia di poter ammirare questo capolavoro. Passerei la parola alla professoressa Salvadori per il saluto dell'Università. Grazie al Sovrintendente, veramente per me oggi pomeriggio è un piacere essere qui e portare i saluti della nostra magnifica rettrice, professoressa Daniela Mapelli, che l'anno scorso a fine luglio fu qui presente negli spazi della Soprintendenza per dare inizio a tutto il processo di accordo legato proprio alla campagna diagnostica da effettuare sul monumento del Gattamelata. Quindi oggi siamo veramente contenti di essere qui oggi pomeriggio, e penso che la partecipazione del pubblico ci faccia capire quanto questo monumento è sentito come monumento della città e quanto insomma si voglia ci sia l'interesse a prendersi cura di questo straordinario monumento veramente paradigmatico dell'opera di Donatello. Per me qui è importante ricordare l'attività che poi verrà messa in evidenza del Centro Interdipartimentale per i Beni Culturali, il CIBA, del nostro Ateneo, che viene diretto dalla collega Rita Deiana, che poi ci presenterà i primi dati della campagna diagnostica. Voglio ricordare che afferiscono a questo centro molti miei colleghi, docenti e ricercatori che si occupano dello studio dei materiali e del comportamento strutturale di edifici e di monumenti storici. È veramente una bella sinergia e interdisciplinarietà, quindi è un caso veramente eccezionale di centro interdipartimentale in cui proprio tutto il nostro Ateneo dialoga, si mette in comunicazione. Insieme al CIBA devo anche ricordare un'altra cosa molto importante, che recentemente l'Università di Padova ha investito 2.500.000 euro per cofinanziare l'infrastruttura di ricerca Sicuri, che fa capo al CIBA, che è coordinata dal collega Jacopo Bonetto e che ha garantito il necessario supporto tecnico e strumentale agli studi sul monumento al Gattamelata, studi che appunto sono stati coordinati dal CIBA e avviati, come veniva ricordato anche stamani, durante il mese di settembre del 2023. Quindi bene che siamo qui oggi pomeriggio, e non vi rubo altro tempo perché siamo tutti ansiosi di conoscere bene il risultato di queste analisi diagnostiche. Grazie. Grazie alla professoressa Salvadori per il saluto della professoressa Mapelli per questo giusto, come dire, commento
al ruolo fondamentale dell'Università di Padova anche in questa operazione di diagnostica. Qui ci sono tutti i professori che hanno partecipato insieme ai colleghi dell'ICR, che saranno poi quelli che ci presenteranno i dati oggetto di questa lunga ricerca. Io vorrei introdurre il nostro capo dipartimento e direttore generale, il dottor Luigi La Rocca. Due brevi parole per chi non lo conosce. Siamo tra padovani in buona parte. Lui è stato per tanti anni il sovrintendente archeologo della Puglia, poi il sovrintendente di Napoli, quindi la sovrintendenza, come dire, più critica forse d'Italia, gestendo situazioni molto complicate con le nuove sovrintendenze olistiche, quindi l'archeologo si è trovato a gestire situazioni di grande complessità, e è diventato direttore generale un paio d'anni fa, mi pare Luigi di ricordare, forse 3 ormai quasi, e ultimamente con la riforma del Ministero è stato nominato capo del Dipartimento Tutela, che vuol dire, punto di riferimento per tutte le possibili arti della tutela, dall'archeologia alla storia dell'arte, all'architettura, agli archivi, che finalmente sono stati, almeno nella figura del dottor La Rocca, come dire, assimilati a tutte le altre funzioni di tutela del nostro Ministero. Quindi è la persona che gestisce tutte le sovrintendenze d'Italia e per quanto ci riguarda strettamente oggi è la persona a cui dobbiamo questa disponibilità generosa finanziaria del Ministero per supportare la delegazione pontificia nel lavoro di restauro del Gattamelata, e quindi passo senz'altro la parola a lui. Grazie Vincenzo. Come si è capito siamo amici da moltissimi anni, quindi non ha citato la preistoria che ci ha in parte accomunato quando ho diretto anche il Museo Pigolini. Non gestisco, coordino, le gestite voi le sovrintendenze d'Italia, e credo che questo ruolo nuovo, o meglio insomma, che ritorna nel Ministero, questo istituto che è quello dei dipartimenti, che ritorna nel Ministero dopo tanti anni, è chiaro che aumenta le responsabilità e come dire, la necessità di garantire soprattutto, ecco, il coordinamento fra tutte le attività di tutela che poi sono affidate alle direzioni generali, alle sovrintendenze. Quindi conto molto sull'appoggio e sull'aiuto di tutti i dirigenti che mi accompagneranno in questa avventura. Saluto tutti, ringrazio il dottor Tinè, ci sono molti amici, molte persone con cui abbiamo condiviso un percorso, in particolare l'architetto Soragni, che per me è stato veramente come dire, una guida in un certo periodo della mia carriera, e anche tanti altri colleghi che sono presenti. Ringrazio Vincenzo per aver voluto organizzare questo nuovo incontro per fare il punto sullo stato delle attività che il Ministero e soprattutto la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Padova, a cui poi si è aggiunto l'Istituto Centrale per il Restauro e la Delegazione Pontificia della Basilica di Sant'Antonio, come diceva, stanno svolgendo insieme in un clima di proficua collaborazione, davvero, per una verifica dello stato di salute del Gattamelata, innanzitutto. Dunque un progetto che parte dalla conoscenza, che va dal rilievo alla diagnostica, una serie di cose che sembreranno banali ma che non erano mai forse state fatte prima. Un'attività, ripeto, di conoscenza, di messa a punto dello stato di salute, dello stato di conservazione, preliminare a individuare quella che può essere la cura eventuale, ovvero l'intervento di restauro. Una collaborazione che, come si vede anche oggi, ha posto al centro, e questo davvero per volontà della proprietà, la comunicazione, cioè la diffusione, no, delle informazioni su quello che si sta facendo, la trasparenza delle attività che interessano uno straordinario monumento, valore storico artistico del Gattamelata, appunto non dobbiamo ricordarlo qua, ma è uno straordinario monumento della città di Padova, della comunità patavina, un monumento iconico.
Una collaborazione che si è avviata, penso proprio un paio d'anni fa, perché era in ottobre, qualcosa del genere, quando la delegazione pontificia aveva promosso, coinvolgendo la sovrintendenza, e di questo diamo atto, un'attività di documentazione, studio e analisi diagnostica del monumento, mirata alla definizione di un progetto di restauro, appunto. E anche in quella fase, devo dire, anche in questo caso con una visione non usuale, aveva promosso da subito la possibilità di visitare il cantiere di restauro attraverso un ponteggio, affidando anche la gestione delle visite ad una società e dando l'occasione, credo irripetibile, a chi ne ha avuto la possibilità di vedere da vicino questo straordinario monumento di bronzo. E credo che appunto questo abbia rappresentato un valore aggiunto proprio al cantiere. Considerata l'eccezionale importanza del bene e la complessità del progetto di restauro che ci si immaginava dovesse derivare da queste prime attività di conoscenza, l'allora sovrintendente Magani aveva ritenuto opportuno di richiedere il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Centrale per il Restauro, presente a Padova, insomma una tradizione di interventi a Padova molto antica, basta pensare alla Cappella degli Scrovegni, al Battistero di Giusto dei Menaboi, e quindi naturalmente questo impegno, anche questo invito, diciamo, a partecipare, a prendere parte a questa avventura era stata accolta favorevolmente dall'istituto, anche in quell'occasione diretto da un direttore diverso da quello che c'è oggi, che era Alessandra Marino. Abbiamo cominciato nel gennaio del 22, appunto è iniziata la fase diagnostica preliminare promossa dalla delegazione, è stato fatto un rilievo 3D, era stata un'analisi di diagnostica meramente autoptica affidata ad un restauratore molto valido, Nicola Savioli, e su quello, appunto, come ricordava la prorettrice, avevamo fatto il primo punto, no? Il 26 luglio del 23 c'era stata la prima presentazione di questi risultati con delle prime ipotesi di intervento. Proprio in quella fase è scaturita la necessità sollevata dal sovrintendente Tinè di fare analisi diverse intese proprio altri tipi di analisi di diagnostica più approfonditi, con strumenti che potessero andare più a fondo nella conoscenza dello stato di conservazione della statua, e quindi c'è stato l'intervento del Ministero, della Direzione Generale, con l'attribuzione di questo finanziamento di cui si è tanto parlato, che consentisse in qualche modo di costituire un team multidisciplinare che si occupasse di una serie di interventi che sono poi quelli che vi saranno raccontati da coloro che li hanno condotti, li hanno diretti, li hanno coordinati, dai protagonisti di questa prima fase o seconda fase, diciamo, di conoscenza. Un team costituito da funzionari della sovrintendenza, naturalmente, storici dell'arte, Monica Pregnolato, Francesca Venditelli, l'architetto, la restauratrice Sara Emanuela, dai funzionari dell'ICR e con la consulenti esterni, e poi appunto questa importante, insomma, che abbiamo fortemente sostenuto, convenzione con il CIBA dell'Università di Padova, finalizzata appunto tutto il progetto di intervento alla realizzazione di indagini non invasive in situ e microinvasive su campioni laboratorio per l'analisi strutturale propedeutica all'eventuale movimentazione temporanea della strata equestre del Gattamelata di Donatello. Ripeto, non entro nel merito proprio per non tediare, per non allungare soprattutto questo mio intervento su i vari tipi di analisi che sono state condotte. Sono state analizzate le terre di fusione, è stata fatta una caratterizzazione dell'attacco biologico, quindi come si dice, degli effetti degli agenti atmosferici
sulla struttura bronzea, è stato fatto un lavoro molto intenso di caratterizzazione del basamento, insomma una serie di indagini che poi verranno raccontate. E è stata raccolta tutta la documentazione pregressa degli interventi che hanno interessato la statua del Gatta Melata, e naturalmente questo lavoro ha prodotto una mole di dati e di documentazione molto ma molto importante, che credo sia quasi unica, non solo rispetto al Gatta Melata ma rispetto a molti beni culturali mobili, soprattutto sculture, che abbiamo nel nostro paese. Il supporto dell'ICR è stato fondamentale, perché l'ICR ha avuto il compito di leggere e di interpretare questi dati per far capire a noi, prima di tutto a noi strutture del Ministero, quali fossero le problematiche reali del monumento, e quindi orientare e indirizzare il progetto di restauro, che nel frattempo è partito grazie proprio, è stato ripreso in mano, diciamo, dalla delegazione pontificia. E come sta la statua? Non sta male, questo però ce lo racconteranno i protagonisti delle analisi e anche dell'interpretazione dei dati. Non sta male, considerato pure quanti pochi interventi di restauro, forse è stata la fortuna, non lo sappiamo, quanti pochi interventi di restauro siano stati eseguiti sul monumento, che è stato sottoposto 2 volte a movimentazioni integrali, che sono poi quelle che in realtà vedremo hanno poi determinato i maggiori problemi, o determinano i maggiori problemi. Qualche problema importante ce l'ha il basamento in trachite e pietra d'Istria, che ha risentito maggiormente dei danni del tempo e dell'esposizione agli eventi climatici e ambientali. Certamente si dovrà fare un intervento di restauro su ulteriori e importantissime indagini, ma le abbiamo appunto, concordandolo con la delegazione pontificia rinviata ad una fase successiva, saranno possibili dopo aver disarcionato il Cavaliere, naturalmente con tutte le cautele del caso, e quindi, diciamo, abbiamo una conoscenza che ci avvia e ci consentirà appunto con estrema tranquillità, ma insomma con estremo rigore, di condividere il progetto esecutivo di restauro, e credo che è proprio l'interazione di cui si parlava, questa importante volontà di lavorare insieme, a prescindere da quelle che possono essere poi le competenze istituzionali, perché anche voi siete un'istituzione, la proprietà e lo Stato, che in ogni caso deve garantire la tutela del patrimonio culturale, che ha in qualche modo come dire, sede nella nostra nazione, e però c'è tutta la volontà di farlo, c'è un gruppo coeso di altissimo livello, e credo che questa è la migliore garanzia di qualità del processo in corso su un bene che, ripeto, è uno tra i più significativi della cultura europea. Quindi io naturalmente, come sa il sovrintendente e come possiamo assicurare anche la delegazione pontificia, sosterremo in tutti i modi questo processo, faremo il nostro compito e in piena collaborazione, e sono sicuro, ripeto, che otterremo dei risultati importanti per la conservazione del monumento. Non tolgo altro spazio agli interventi, perché sono abbastanza numerosi e credo che sono quello che poi realmente il pubblico vuole ascoltare. Grazie. Grazie direttore per questa presentazione, introduzione storico-critica
e che ci permette, come dire, di introdurre i relatori del pomeriggio. No? Il dottor La Rocca gli ha dato questo quadro di complessità in cui si muove tutta la vicenda del restauro del Gattamelata, no? Sempre molto complessa dal punto di vista procedurale, delle tecniche, lo vedremo adesso nelle relazioni dell'università e dell'Istituto Centrale del Restauro. Mentre che appunto i relatori si avvicinano al tavolo, direi di partire con l'università. La professoressa Deiana è pronta e vorrei anch'io, come dire, ricordare e ringraziare chi in questi mesi si è dato davvero molto da fare per questo lavoro coordinato, congiunto, solidale tra delegazione e ministero. Avete già tutti conoscevate, avete rivisto oggi il rettore padre Antonio Ramina, ma vorrei ricordare anche fra Giancarlo Capitanio, che è l'economo di Sant'Antonio, la persona che si è spesa insieme al padre Ramina. Vorrei naturalmente ringraziare, ci siamo visti, incontrati, confrontati con il vescovo Monsignor Diego Ravelli, che è il delegato pontificio, e quindi una piena partecipazione della delegazione anche con i restauratori Nicola Salvioli, Giorgio Socrate, con diciamo, i saggi di delegazione guidati dal nostro carissimo direttore, ex direttore generale dei musei e nonché direttore regionale del Veneto, che è il ricordato architetto Ugo Soragni. E quindi da parte di proprietà c'è stata una piena solidale attività di attenzione a questo monumento, ma da parte del Ministero, lo testimonia la presenza oggi del direttore generale capo dipartimento, l'attenzione è stata altrettanto viva e anche un po' in urgenza, no, di intervento finanziario, di coordinamento, di affiancamento alla delegazione, e il direttore ci ha rassicurato sul mantenimento di questa attenzione diretta di Roma, no, del superiore ministero e sua personale per le vicende di completamento del restauro, che saranno ancora lunghe ma speriamo affatto travagliate. Le idee sono chiare, si sta procedendo con grande determinazione da parte di tutti. Il soggetto senz'altro da ringraziare 3 e 4 è l'Università di Padova, che ha fatto il lavoro. Di fatto i dati sono stati prodotti dal CIBA. Padova, come si ricordava anche stamattina in una conferenza stampa, ha la fortuna di questa straordinaria università, la quasi più vecchia d'Italia, non avrà il primato dell'antichità, ma forse certamente ha il primato come dire, di merito nel nord-est, no? E in particolare ha sempre curato e sviluppato con tanti colleghi, professori di chiara fama internazionale, questi aspetti di, diciamo, potremmo dire, di archeometria dei beni culturali, no? Come ormai il termine archeologico si è esteso a tutte le altre modalità di diagnostica sulla cultura materiale, anche sulle grandi opere d'arte, e alcuni dei principali rappresentanti di questa, diciamo, scuola sono padovani, come il professor Archioli che è qui con noi, come la professoressa da Porto, che non ha potuto essere presente oggi ma c'era stamattina, quindi tutto il filone di scuola del professor Modena, che ha di fatto, diciamo, ha inventato la sismica dei beni culturali in Italia, cioè l'iceberg, tutto un orientamento scientifico che ha giustamente parlato l'attenzione anche sulla sicurezza statica e strutturale dei monumenti, come è stato fatto anche in questo caso, oltre alle classiche analisi archeometriche condotte dai professori Artioli e Mazzioli, che credo sia anche presente oggi, io ancora non lo... Eccolo lì, buonasera prof, grazie anche a lei. Quindi direi, prima di dare la parola al soggetto che sta diventando protagonista dell'operazione, che è l'Istituto Centrale del Restauro, rappresentato dal suo direttore Luigi Oliva, qui con noi oggi, la parola è alla coordinatrice del CIBA, professoressa Rita Deiana. Grazie sovrintendente, buon pomeriggio a tutti. Come è stato detto stamattina, lo penso e credo sia un sentimento comune che in questo momento Padova sta vivendo un momento fortunato, perché questa sinergia di istituzioni
e di competenze che possono lavorare attorno ad un monumento dovrebbe essere esemplare, e lo è in questo contesto. Ricordo alcune cose perché il mio compito oggi è quello di coordinare e presentare quello che è stato uno studio molto complesso. Il monumento al Gattamelata è sicuramente emblematico per la città di Padova, ma è un monumento complesso sotto tutte le sue forme, a partire dai materiali, a partire dal contesto in cui si trova. Scusate, eccoci. Ricordo solo gli step di questa collaborazione. Il 26 ottobre del 2023 è stato siglato il protocollo d'intesa citato prima dal direttore generale La Rocca, e il 17 maggio 2024 il CIBA ha consegnato il report delle analisi diciamo così preliminari alla stesura di quello che sarà il progetto di restauro e di tutta la valutazione per le fasi successive. 6 mesi, come ci eravamo prefissati, tempo strettissimo per produrre un report molto ricco di informazioni che arrivano dalle indagini condotte in situ. Adesso vedrete una carrellata di informazioni che però poi verranno meglio esplicitate dai miei colleghi che mi seguiranno, e che consentono di capire anche la complessità dell'oggetto con cui abbiamo a che fare. Stamattina è stato citato dal direttore dell'ICR, con cui abbiamo una visione concorde su come si devono trattare i monumenti, che anche il Gattamelata deve essere considerato come tutti i monumenti, come tutte le opere d'arte, tutti i beni culturali, come se fossero dei malati. In realtà non perché il Gattamelata stia particolarmente male, ma perché in effetti l'approccio deve essere questo. Prima la raccolta delle informazioni, un'anamnesi del paziente, e poi tutto ciò che consente di capirne effettivamente lo stato. Ecco, quello che il CIBA ha fatto in questi mesi è semplicemente raccogliere queste informazioni attraverso una diagnostica approfondita, con osservazioni dirette, in parte rilievi, controlli non distruttivi, indagini di laboratorio anche in situ, modelli e simulazioni di cui vi verrà dato conto. Tutto questo perché è necessario raccogliere informazioni sulle condizioni per poi poter valutare e intervenire, e ancora raccogliere altre informazioni in fasi più approfondite, perché abbiamo sentito correttamente che attualmente le informazioni raccolte sono state limitate dalla logistica, perché il Gattamelata è una struttura complessa e necessita per approfondimenti di fasi successive legate appunto per esempio allo smontaggio. Sono state, e sentirete parlare, sono state eseguite indagini sui metalli, sugli stucchi, sulle patine per quanto riguarda la statua, studio dei materiali lapidei, analisi strutturali, verifiche e simulazioni coordinate dal CIBA grazie al supporto di 4 dipartimenti e tanti laboratori, e col supporto recente di cui parlava la prorettrice al patrimonio della World Class Research Infrastructure Sicuri, che mette insieme, come dice il nome stesso, sinergie per la protezione del patrimonio dai rischi di ogni genere, come quello in questo caso. Diagnostica non invasiva e prove indirette in situ, analisi su microcampioni, modelli e simulazioni sono ciò che ha composto questo fascicolo. Io ho il piacere di coordinare, non posso dire di dirigere i miei colleghi perché ho a che fare con professionisti di altissimo livello che si sono impegnati al massimo nelle indagini, nelle analisi. I coordinatori scientifici al mio fianco sono i professori Artioli, Da Porto, Claudio Mazzoli, citati prima, ma il gruppo di lavoro è un gruppo molto esteso, fatto di ingegneri, chimici, fisici, tecnici, geologi, che hanno dato le loro competenze e hanno lavorato in sinergia, perché vedrete che ogni elemento che poi comporrà quella che è l'analisi finale di questo monumento è creato di tanti pezzi, però ognuno di essi racconta una storia, ma tutti insieme consentono di valutare il problema complesso con cui abbiamo a che fare. Partiamo dalla statua. La statua è composta da un cavaliere e un cavallo, l'abbiamo sentito prima, e questo rappresenta il primo degli intoppi, chiamiamolo così, per completare durante una diagnostica preliminare quello che è il quadro complessivo della situazione.
Di fatto quello che è stato fatto è raccogliere informazioni in situ con tecniche di tipo non invasivo, partendo dal georadar, che vedrete citare anche in altre situazioni, per vedere la connessione della statua al basamento. Sappiamo che il Gattamelata è stato movimentato 2 volte durante i conflitti bellici e questo ha consentito un riposizionamento non corretto, quindi ci sono delle sollecitazioni. Questo comporta anche una difficoltà da parte nostra nell'analisi dei perni di incastro della statua al basamento, che dovranno essere appunto analizzati in questa seconda fase. Il ricollocamento del cavaliere sul cavallo ha generato anche altri problemi. Il non perfetto ricollocamento del cavaliere sul cavallo ha lasciato degli spazi liberi che sono sede di problematiche legate all'infiltrazione dell'acqua, percolati e quant'altro, che vanno a accumularsi all'interno di quello che è il cavallo, quindi creando altri problemi e necessari ulteriori approfondimenti. Per quanto riguarda le analisi in situ di tipo non invasivo condotte dall'Università di Padova, possiamo citarne diverse, tra cui misure XRF e misure Raman, che sono state supportate anche dalla collaborazione esterna del Consiglio Nazionale delle Ricerche dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, che ha supportato logisticamente alcune di queste indagini, completando quello che in campo pian piano stavamo raccogliendo, come per esempio le misure non dirette ma di tipo indiretto sugli spessori del bronzo, necessarie per esempio per un calcolo dei pesi e una valutazione anche per la movimentazione necessaria del cavaliere ed eventualmente anche del cavallo, come abbiamo detto. Oltre a questo sono stati dati anche degli incarichi esterni, per esempio per l'esecuzione delle gammografie, indagine particolare fortemente voluta dall'ICR per valutare più in dettaglio lo spessore, soprattutto nella zona più critica, quella delle zampe, in cui sappiamo esistere dei perni che sono in nesso tra il metallo, come dicevo prima, e il basamento, ma anche rappresentano il vincolo interno tra il bronzo e appunto ciò che poi consente questa connessione. Quindi la complessità parte anche dal fatto che stiamo parlando di diversi materiali assemblati tra di loro, alcuni dei quali non ispezionabili e sicuramente con problematiche di diverso tipo. Oltre alle analisi in campo, poi con il prelievo di microcampioni sono stati analizzati gli stucchi, le patine e i metalli che citavo prima, con tutta una batteria di indagini che è stata svolta in laboratorio, nei nostri laboratori, partendo, qua cito solo diciamo così, i macro gruppi di analisi che sono state effettuate, lasciando poi la parola al collega Gilberto Artioli per maggiori dettagli. Quindi analisi microscopia elettronica a scansione, microscopia ottica, analisi metallografiche, diffrazione da polveri di raggi X, per analizzare appunto tutti questi elementi che vanno a comporre il gruppo del complesso appunto della statua. Analisi superficiali che, come è stato detto, necessiteranno però di un approfondimento su tutto ciò che sta succedendo all'interno della statua. Passando al basamento, altro elemento complesso citato prima, sono state eseguite analisi sulle varie tipologie di materiali dei litotipi, analisi anche sulle malte, quelle esterne, e analisi del degrado lapideo, indagini spettroscopiche che hanno consentito di approfondire per esempio le patine, le croste nere, le concrezioni, i depositi superficiali, ma anche di avere un focus su quelli che sono i problemi più evidenti, cioè i distacchi, le mancanze, le disgregazioni, scagliature e rigonfiamenti che sono visibili a tutti. Quindi dal macro al micro, anche in questo caso, passando attraverso indagini che sono state eseguite in campo, si è andati poi in laboratorio. Ovviamente non siamo partiti da zero, ma è stato fondamentale avere un pregresso di documentazione che è stata raccolta dalla delegazione pontificia non solo recentemente con la campagna preliminare coordinata appunto dalla delegazione e gestita con tutta la raccolta di informazioni grazie al supporto di Nicola Salvioli, il restauratore, che ha curato la mappatura del degrado su tutto il monumento, ma anche grazie a documenti ancora
non proprio recenti, relativi a indagini fatte per esempio nel 95 con dei microcampionamenti sul basamento. Le carote, quindi i sondaggi ancora custoditi dalla delegazione, sono stati messi a disposizione dei nostri laboratori e sono stati il punto di partenza per ridurre al minimo gli interventi di tipo diretto e distruttivo, come sono quelli fatti dai carotaggi e da tutti i microcampionamenti che possono essere fatti su tutti i materiali. Quindi partendo da questi materiali abbiamo ridotto al minimo quelli che sono stati poi gli interventi successivi. I microcampionamenti sono stati guidati appunto con la presenza del restauratore, che ha dato sempre supporto a tutti i microcampionamenti sia sulla statua che sul basamento, e questo ha consentito, oltre alle indagini in laboratorio, anche di approfondire in campo alcuni aspetti particolari, come per esempio la presenza di resti di pattine colorate, come sulle porte. Ricordo che le porte sono ancora le originali di Donatello, mentre i bassorilievi sono stati sostituiti. Comunque questi fanno parte di un complesso che sta subendo un degrado legato agli agenti atmosferici e al fatto che comunque questo complesso si trova all'aperto da circa 600 anni, ben oltre. Quindi ancora abbiamo indagato l'esterno, la superficie, andando a focalizzarci anche sull'interno, perché pian piano abbiamo raccolto informazioni anche su quello che era il nucleo del basamento per poi poterne studiare il comportamento sia statico che dinamico. Quindi di nuovo il georadar ad analizzare la parte non solo del supporto in pietra d'Istria su cui poggia direttamente la statua, ma anche la parte alta che vi sto indicando adesso col puntatore e la parte bassa del basamento sono stati oggetto di analisi preliminari col georadar anche per guidare gli unici 2 carotaggi che hanno completato il quadro delle informazioni necessario per avere tutti gli elementi per poter simulare il comportamento di questa struttura. Quindi qua vedete per esempio l'esecuzione di indagini georadar, sono state analizzate anche l'eventuale posizionamento di ferri all'interno di questi elementi per appunto ridurre al minimo gli interventi invasivi. I carotaggi sono stati eseguiti anche qua con un contratto esterno, con supporto realizzato da una ditta esterna che ha consentito di avere informazioni appunto sul nucleo interno sia della parte alta, vedete sono ridotti semplicemente a 2 punti mirati, che ha consentito di ottenere informazioni ulteriori non solo sul nucleo ma nuovi materiali, perché abbiamo potuto analizzare sia i materiali interni dal punto di vista lapideo ma anche le malte laddove erano presenti e quindi definire maggiormente anche, cercare di datare in qualche modo il tempo, l'arco temporale in cui questi interventi sono stati fatti, perché non solo esternamente ma anche internamente si tratta di un monumento veramente complesso. Questi sono tutti elementi che faranno parte del fascicolo che servirà poi per tutte le valutazioni del caso, che dovrà essere ancora approfondito. Il basamento è stato oggetto anche di indagini di tipo strumentale, qua vedete per esempio i risultati di alcune tomografie soniche, ne parlerà più in dettaglio l'ingegner Lorenzoni nell'intervento che riguarderà tutta la parte strutturale e infine diciamo che complessivamente tutto ciò che è stato raccolto può adesso essere la base, il fascicolo che noi abbiamo passato ovviamente al Ministero diventa la base, lo è già, per l'ICR per iniziare a valutare e capire il comportamento, lo stato complessivo di quello che è un monumento veramente complesso e quindi passare da questa prima diagnostica alla fase della valutazione e corretta progettazione degli interventi. Perché senza questa sinergia io credo che non si possa in modo reverenziale approcciarsi a un monumento così importante come quello che è il Gattamelata, che è unico e che spaventa noi che facciamo le indagini. Vorremmo farne poche, però stamattina si diceva vorremmo anche avere l'opportunità di studiarlo al meglio per evitare di fare errori, perché ogni errore si va a accumulare su uno stato che può diventare più precario rispetto a quello attuale. Quindi stiamo studiando a 360 gradi con una sinergia
forse unica in questo contesto. Avete sentito parlare di diverse istituzioni e la cosa più bella è che possiamo dire di lavorare in perfetta armonia, scambio continuo, confronto continuo, correzione continua, e questo credo sia il beneficio principale e la cosa più importante che si può augurare a questo monumento e alla prosecuzione di questi lavori. Cedo la parola adesso al dettaglio che daranno i miei colleghi su tutte le indagini e vi ringrazio. Molte grazie alla professoressa Deiana, e grazie da remoto alla professoressa da Porto, che è impegnata in commissioni nazionali antisismica, ma era stamattina in conferenza stampa, e naturalmente agli altri professori, Gilberto Artioli, con cui da tanti anni facciamo archeometria dei bronzi protostorici, ma come si diceva stamattina non è diverso fare l'archeometria del Gattamelata da farlo di un pugnale Rinaldoni, e piuttosto che il collega il professor Mazzoli, che è il geologo che ha sviscerato fino all'ultimo micron il basamento del Gattamelata, così come ha fatto Gilberto e i suoi allievi, dottorandi, ricercatori sulla statua. Quindi abbiamo di fatto un database strepitoso che costituisce la base analitica di dati per il progetto che si sta facendo. E tutto questo non sarebbe stato possibile, diciamo, senza l'Università di Padova, senza l'ICR, che poi sta portando a sintesi, e se ascolteremo adesso i colleghi dell'istituto guidati dal direttore architetto Luigi Oliva, che invito al tavolo insieme alle colleghe a cui rivolgiamo tutta la nostra gratitudine, la dottoressa Francesca Angelo, che è il... ma venite a sedervi tutti qui se... Ok, dobbiamo cambiare. No, in realtà adesso ci sarebbero tutte le parti del CIBA. Oddio santo! No. Ma parti, Gilberto, a 3 minuti a testa? Io ero convinto che avessimo esaurito con il... Dai, allora, se il direttore ci concede ancora un po' di tempo, prego però il professore. Allora il CIBA conclude molto rapidamente con voi due, il professor Artioli e il professor Mazzoli. Sono le 3 parti, le 3 anime. Abbiamo provato sintesi, ma anche di dare un parte Siamo in tempi e comunque siete tutti rassegnati a 1 ora e mezza trattino non faremo le lezioni a favore. Perché sono scatenati sulla via. Posso andare? Prego. Sarò estremamente rapido perché capisco che poi comincia a diventare abbastanza noiosa la cosa. Allora, come già è stato accennato, ci siamo limitati a indagini superficiali, esterne, perché non abbiamo ancora avuto accesso e sarà fantastico riuscire a mettere le mani nell'interno, perché si capiranno molte cose che adesso non sono ancora chiarissime. Abbiamo fatto appunto soprattutto fluorescenza superficiale e Raman, che ci dicono alcune cose, non sono le geometrie perfette, ma qualcosa si riesce a vedere, e alcuni microcampioni, di cui solo 2 che contenevano un po' di metallo, quindi in realtà la maggior parte dell'indagine è stata rivolta allo stato di alterazione superficiale, alla patinatura e alle fasi presenti. Questi sono i punti, ma non entro nel dettaglio di dove abbiamo campionato. Abbiamo tentato di scegliere oculatamente con Nicola quali sono i punti più in parte riproducendo le prime analisi in fluorescenza superficiale fatte dall'ICR 20 anni fa o qualcosa del genere,
in parte appunto aggiungendo alcuni dati nuovi e vedendo anche le piccole spatinature fatte da Licea un po' di tempo fa, come sono comportate nel tempo e nella ripatinatura naturale. Questi sono alcuni dei dettagli. È ben visibile che ci sono alcune parti che sono non bronzo, ma ovviamente metalli diversi, per esempio le briglie, per esempio gli occhi e altri dettagli. Di tutto questo abbiamo cercato di dare contezza sia con l'analisi in situ sia con i microcampioni. In alcuni punti particolarmente alterati, come per esempio l'acqua che è già stata accennata percola ed esce dalla zampa e dalla coscia destra, c'è la possibilità di vedere direttamente i prodotti di alterazione un po' più avanzati fondamentalmente. Appunto di altri abbiamo avuto i microcampioni, soprattutto delle stuccature. Non entro nel dettaglio, si vede che i bronzi sono molto eterogenei nelle diverse parti, una valutazione che è già stata fatta in passato, ma si vede proprio che il contenuto di stagno varia moltissimo. Questo in parte è dovuto anche alle analisi ideali, superficiali con la fluorescenza portatile, ma comunque c'è un intervallo molto ampio di tenore di stagno. Alcuni dei campioni contengono arsenico, zinco e piombo. Non entro nel dettaglio, ma ci sono delle colate particolari che sono molto importanti e potranno dare delle valutazioni anche sulla tecnologia di casting fondamentalmente, anche se vorrei avere del metallo vero e non solo superficiale fondamentalmente. Si vede dove abbiamo potuto microcampionare, si vede molto bene la dissoluzione del rame, cioè gli elementi che poi producono le varie fasi di alterazione a seconda delle posizioni non perfettamente correlate con la temperatura, con l'insolazione, con la percolazione dell'acqua, ma comunque ci sono delle cose estremamente interessanti. Si vedono sia la parte ossidata, incoprita e altro, sia in altri materiali invece che purtroppo rendono la corrosione attiva, come i cloruri, che chiaramente l'analtochite piuttosto che la tacamite e altre fasi. Quindi ovviamente non vado nel dettaglio, ma abbiamo fisicamente visto i processi in atto di alterazione in diverse parti della superficie. Alcune delle stuccature sono estremamente strane, non ho visto in letteratura, non ho incontrato in altre state cose del genere. Alcune stuccature per esempio in cui abbiamo del piombo con un loading di quarzo finemente macinato, che sinceramente non ho incontrato in altre cose. Deve essere una peculiarità di Donatello o comunque ha fatto qualcosa di estremamente estemporaneo. Come vi dicevo, alcune delle zone, la pupilla per esempio, eravamo in cerca di dorature, ma probabilmente ci sono nelle pupille delle tracce, c'era argento, che adesso c'è appena definito. Quindi abbiamo cercato anche dettagli di questo tipo. Per concludere molto velocemente, la composizione del metallo è estremamente varia e credo che varrà la pena controllare in dettaglio le tecniche di colata interne e i modi di risoluzione. Cioè, Nicola ha certamente delle idee sulle parti come sono state diffuse e saldate insieme dall'interno, e vale la pena verificare tutto questo. Lo stato conservativo, le parti superficiali, diciamo, le abbiamo sviscerate molto bene, perché la campionatura sia in situ sia il microcampionamento sono diciamo, abbastanza estese e si vedono chiaramente i fenomeni corrosivi. Ci sono delle patine di piombo risolte dalle tamponature e dalle altre che sono normali, voglio dire, dissoluzione di precipitazioni atmosferiche sulla superficie della statua. Quello che abbiamo visto in diversi punti, quindi in maniera abbastanza sistematica, ci sono alcune stratificazioni di sulfuri di rame sopra gli strati ossidati che dimostrano una patinatura artificiale, non possono essere ossidazioni naturali. Quindi non abbiamo documentazione di questo, ma ci sono. C'è qualcuno ha fatto delle piccole patinature in alcune zone, forse in una delle movimentazioni e altre cose. Mi fermo qua.
abbiamo un sacco di dettagli, il volume è ponderoso e speriamo, io non vedo l'ora di entrare a prendere un po' più dettagliato. Buonasera. Allora, per quanto riguarda invece il basamento, sono stati prelevati una serie di campioni sia diciamo in diverse posizioni, e ovviamente sono campioni di piccole dimensioni. Diciamo che nella maggior parte dei casi si tratta di frammenti di scaglie già, diciamo, quasi distaccate, quindi in realtà questi microcampionamenti sono comunque porzioni che diciamo nel breve tempo sarebbero comunque andate perse dalla superficie, ecco. E anche dai carotaggi, quindi dei carotaggi, sia i 2 carotaggi che sono stati fatti diciamo quest'anno e sia quelli fatti nel 1995, dei quali però purtroppo solo di due si sapeva esattamente qual era la posizione all'interno del basamento, gli altri 3 non avevano un'etichetta, quindi diciamo, comunque hanno dato informazioni sui materiali presenti all'interno. Quindi i materiali in generale sono ovviamente i materiali lapidei che costituiscono, diciamo, la struttura del basamento, che sono in trachite, diciamo, in senso lato. Poi le indagini del microscopio hanno permesso di individuare anche il tipo di trachite, la cava di provenienza, diciamo così, ovviamente con un certo margine di errore, perché dai frammenti prelevati non abbiamo potuto eseguire delle analisi della composizione chimica, e di conseguenza ci siamo basati solo sull'analisi petrografica. Comunque questi dati, ovviamente, a parte il sapere quale può essere la cava di provenienza, sono importanti perché per quanto riguarda il comportamento poi fisico-meccanico del basamento, naturalmente sapere il materiale di provenienza permette di utilizzare poi i dati di resistenza meccanica e proprietà fisico-meccaniche, ovviamente, di quello specifico materiale, e chiaramente nelle diverse trachiti, nei colli diciamo, hanno proprietà diverse, ecco, quindi insomma si permette poi di fare delle stime del comportamento fisico-meccanico più accurate. E per fare questo, appunto, abbiamo eseguito delle analisi petrografiche in sezione sottile e delle analisi mineralogiche in diffrazione dei raggi X, che permettono quindi di vedere quali fasi minerali sono presenti nel campione, e poi delle analisi microchimiche al SEM e delle indagini spettroscopiche micro-Raman, sia in situ che sui campioni, per individuare questo prevalentemente, diciamo, patine o fasi superficiali o tracce di pigmenti, per esempio, come in effetti sono state riconosciute. Perché non si muove? Ok. Questa è un'immagine che appunto rappresenta i punti di campionamento, e diciamo, io passerei direttamente ai materiali. E per quanto riguarda le cave di provenienza, diciamo che la maggior parte dei campioni che sono stati analizzati sono, diciamo, compatibili con le trachiti provenienti da Monte Alto, alcune di Monte Oliveto e da Monte Trevisan. Questi sono, diciamo, i 3 principali, quindi diciamo, sono tutte cave che si trovano nella parte più orientale del distretto Uganeo, e alcuni di questi campioni sono anche stati rinvenuti come materiali di riempimento all'interno del basamento, quindi diciamo ovviamente sono frammenti
prelevati da queste carote che sono state o effettuate o erano già disponibili, e anche uno dei campioni era, anzi due di questi campioni sono costituiti chiaramente di una trachite di Monselice. Quindi diciamo ci sono varie provenienze, però il materiale del basamento, la parte costruttiva, diciamo così, i blocchi diciamo costruttivi sono prevalentemente di Monte Alto, Monte Oliveto. Per quanto riguarda i materiali lapidei, sono stati prelevati alcuni campioni anche dal basamento sul quale poggia direttamente la statua equestre, che è costituita in pietra d'Istria, e dai due bassorilievi che sono in pietra di Vicenza. Quindi diciamo sì, abbastanza. Mentre non sono stati prelevati campioni dai due portali, perché diciamo non c'erano delle porzioni che si potevano facilmente distaccare, e quindi abbiamo preferito diciamo sì, non creare un danno diciamo, delle parti che non erano danneggiate, ecco. Quindi questo per quanto riguarda il riconoscimento dei materiali. Alcuni altri materiali presenti all'interno delle carote sono dei laterizi, e sono dei laterizi che diciamo sono compatibili, sono molto simili a quelli che sono rinvenuti per esempio nelle mura rinascimentali di Padova, quindi diciamo materiale evidentemente che è stato poi utilizzato diciamo per il riempimento della parte interna. Un altro materiale che è stato caratterizzato è il legante, cioè quindi diciamo soprattutto nella parte bassa del basamento. Nella parte alta diciamo i materiali sembrano meno consolidati, nella parte più bassa invece diciamo, è presente un legante di tipo idraulico, e anche questo diciamo, con delle caratteristiche che sono abbastanza tipiche di quel periodo storico diciamo, della costruzione dell'edificio. Nella parte esterna anche qui sono stati prelevati alcuni frammenti di legante, e diciamo, ci sono sia delle parti che potrebbero diciamo, rappresentare dei materiali originali proprio per le caratteristiche, e sia delle stuccature invece che contengono anche delle fasi diciamo, che derivano dal clinker, quindi cioè, sicuramente sono degli interventi recenti diciamo, di stuccatori che hanno utilizzato del cemento evidentemente tra i componenti dell'impasto. Che sono, diciamo, qui ci sono alcune immagini di alcuni di questi campioni. Un altro aspetto relativo alle che diciamo, è stato evidenziato dalle indagini spettroscopiche micro-Raman è la presenza di tracce di pigmenti sulla superficie, e naturalmente poi sono state anche poi analizzate tutte le fasi di degrado, quindi diciamo a seconda dei materiali diciamo, sono osservate tutta una serie di forme di degrado. Qui ci sono degli esempi di biodeterioramento, esfoliazione diciamo, dei blocchi di trachite, soprattutto diciamo, sul lato meridionale, sud e sud-est del basamento. Danni antropici, diciamo graffiti e danni legati all'applicazione del rivestimento in piombo. Ci sono poi anche alterazioni cromatiche dovute a colamenti di diciamo, idrossidi di rame, e rigonfiamenti, distacchi, patine, croste nere, e sulle due porte è abbastanza evidente invece un effetto di dissoluzione legato diciamo, alla pioggia chiaramente, che ha portato a una recessione, quindi diciamo, una perdita di dettagli degli elementi decorativi
su questi due elementi. E quindi questa, diciamo, è una slide conclusiva dove appunto ho elencato le principali osservazioni riguardo alla provenienza del materiale, quindi prevalentemente del Monte Alto e Monte Oliveto, le rocce carbonatiche che sono state analizzate, costituite in pietra d'Istria e in pietra di Vicenza, e poi le principali forme di degrado appunto sulla trachite e sugli elementi di carbonatici. Un aspetto importante del degrado, soprattutto sul blocco di pietra d'Istria, è il fatto che è attraversato da notevoli fratture, e quindi queste, diciamo, dovute probabilmente alla distribuzione dei carichi, insomma, ma comunque, diciamo, questi aspetti poi strutturali verranno poi illustrati dal mio collega qua. No, grazie. Sì, buonasera a tutti, cercherò di essere il più possibile breve. Io presenterò i risultati delle indagini svolte dal gruppo Strutture, coordinato dalla professoressa Francesca Da Porto, e che sostanzialmente ha riguardato indagini di carattere strutturale, l'implementazione di modelli numerici finalizzati in particolare all'analisi sismica, analisi di vulnerabilità sismica dell'intero complesso scultoreo, quindi della statua bronzea e del suo basamento lapideo. Allora, la metodologia applicata per lo studio è quella ormai consolidata per i beni culturali, quindi abbiamo svolto una fase iniziale di conoscenza con rilievi, analisi e diagnostica in situ, applicando tecniche di indagine non distruttive, in particolare, come diceva prima la professoressa Deiana, per la caratterizzazione del basamento in pietra, per la caratterizzazione degli spessori sulla statua bronzea e infine per un'identificazione dinamica globale. Scopo di questa prima fase della conoscenza è stata poi l'implementazione di modelli numerici agli elementi finiti per un'analisi complessiva del monumento e per una valutazione della sua vulnerabilità ai carichi sia statici che sismici. Per quanto riguarda le indagini sul basamento, non mi dilungo, i due carotaggi integrativi di cui si parlava prima hanno permesso di caratterizzare in particolare la zona centrale del basamento, che presenta un paramento esterno in trachite di spessore pari a circa 30 cm con, e la cosa importante, un materiale di riempimento interno estremamente eterogeneo e non legato con malto, poco legato. E questo sia in ambito statico che in ambito sismico inevitabilmente crea delle spinte notevoli sui paramenti esterni. Per quanto riguarda invece la parte superiore, dove sono presenti i bassorilievi, abbiamo invece rilevato la presenza, a parte appunto lo strato esterno di trachite, di un nucleo interno di murature in mattoni pieni, quindi che offre una base estremamente solida per il monumento. Sono state poi eseguite delle prove soniche e delle prove georadar che hanno permesso di estendere sull'intero monumento questo tipo di valutazione per valutare quindi il grado di compattezza alla presenza di vuoti. In particolare le prove soniche si sono concentrate sui primi 3 ordini di basamenti alla base e i risultati sono estremamente buoni perché abbiamo rilevato la presenza presumibilmente di blocchi di trachite passanti che ancora una volta offrono un buon sostegno al monumento. Per quanto riguarda la caratterizzazione della statua bronzea abbiamo eseguito delle prove spessimetriche per valutare su tutte le aree di fusione della statua gli spessori che poi sono stati implementati direttamente all'interno dei modelli numerici. Come vedete abbiamo suddiviso la statua in macro aree, quindi inglobando diverse aree di fusione. È stata poi svolta un'analisi statistica e sono stati assegnati degli spessori medi
del bronzo. Ovviamente, come ricordava anche il professor Artioli, un'indagine all'interno del cavallo permetterebbe e permetterà anche una valutazione molto più accurata degli spessori grazie appunto al rilievo anche dell'interno. Abbiamo anche analizzato e studiato le gammagrafie per una valutazione preliminare di quelli che sono gli elementi più critici, quindi i perni di ancoraggio della statua al basamento in pietra. Infine la fase di diagnostica strutturale si è conclusa con l'installazione di una rete di accelerometri ad alta sensitività sia sul basamento che sulla statua, che hanno permesso di misurare il cosiddetto rumore ambientale indotto da microtremori, vento e traffico, per determinare quelle che sono le caratteristiche dinamiche della struttura in termini di frequenze naturali, smorzamenti e forme modali, dati utilissimi per poi la successiva calibrazione dei modelli strutturali agli elementi finiti. Non mi dilungo sul comportamento dinamico che influenza in maniera molto importante la risposta sismica del monumento. Si tratta sostanzialmente di una mensola incastrata alla base. La cosa interessante che abbiamo rilevato con queste indagini è che per piccole vibrazioni indotte appunto dai microtremori dal traffico abbiamo rilevato un collegamento, un vincolo rigido tra la statua e il basamento, offerto dalla presenza dei perni di collegamento delle zampe e delle inzeppature inserite durante le precedenti attività di restauro. Queste considerazioni però, ci tengo a sottolineare, sono valide solo per sollecitazioni molto piccole, quindi le vibrazioni normali, mentre non è detto che in fase sismica o in caso di forti raffiche di vento questi vincoli siano adeguatamente dimensionati e in grado di sopportare sollecitazioni più elevate. Per quanto riguarda l'implementazione dei modelli numerici, siamo partiti con un'analisi di vulnerabilità sismica del basamento, quindi implementando tutti i dati di input della fase 1 della conoscenza, in particolare modellando quindi anche questo nucleo interno centrale con murature disomogenea che crea una massa e delle spinte notevoli sui paramenti esterni. E questo è un po' lo schema di funzionamento strutturale del basamento, in cui la parte superiore estremamente monolitica offre una buona base di appoggio alla statua e successivamente il peso viene distribuito dall'architrave sopra la porta a questi due elementi strutturali AC che poi trasferiscono a terra il peso proprio della struttura. Non mi dilungo sulle implementazioni dei modelli ed elementi finiti, sostanzialmente si è partiti dalla nura di punti, quindi da rilievo laser scanner, si sono implementati all'interno di un ambiente a elementi finiti appunto il modello. Le caratteristiche del bronzo sono state desunte da letteratura perché non abbiamo potuto, per ragioni di conservazione, prelevare dei campioni adeguati, diciamo, per realizzare delle prove di caratterizzazione meccanica, quindi si è andati per assimilazione rispetto a bronzi con caratteristiche chimiche analoghe. E alcuni risultati interessanti, molto brevemente. In condizioni ideali il peso proprio della statua viene scaricato principalmente sulle due zampe centrali, mentre la zampa anteriore e quella posteriore sono pressoché scariche, quindi diciamo che in condizioni ideali di vincolo rigido la statua appoggia sulle due zampe centrali. E qui vedete una mappatura delle distribuzioni delle tensioni all'interno del bronzo rispetto all'applicazione del peso proprio. Ovviamente questa mappa di colori restituisce colori che vanno dal verde al giallo, dove le sollecitazioni sono maggiori, che come ci attendiamo sono nella parte inferiore, quindi sulle zampe, che rappresentano ovviamente un po' la parte critica di tutto. Questa è la parte invece di calibrazione dei modelli sulla base delle indagini dinamiche che abbiamo svolto, quindi questi modelli numerici globali sono stati calibrati su base sperimentali, ottenendo delle ottime corrispondenze in termini di comportamento dinamico. Questa è ovviamente un'immagine amplificata di come vibra la struttura anche in caso di sisma e come in caso di sollecitazioni.
e successivamente, una volta calibrati e validati questi modelli numerici, li abbiamo utilizzati per una serie di valutazioni e di simulazioni. La prima riguarda il sollevamento del cavaliere, quindi il disarcionamento del cavaliere. Abbiamo simulato anche sulla base di dati storici diversi setup di layout di sollevamento solo dalle braccia, dal busto, e quindi abbiamo a disposizione un set di modelli che consentirà di guidare le migliori soluzioni per il sollevamento della statua, quelle che quindi minimizzano le tensioni al suo interno. Brevemente, per quanto riguarda l'analisi e la verifica sismica del basamento, il basamento sta bene, quindi implementando sia analisi di tipo globale che locale con i cinematismi. Rileviamo una bassa vulnerabilità della struttura sia nei confronti delle azioni statiche che sismiche, nonostante la presenza di questo materiale di riempimento molto importante. Va da sé che per garantire un comportamento adeguato del basamento e preservarlo in uno stato di conservazione si raccomanda di pianificare interventi di restauro e conservazione del materiale lapideo per rallentarne e arrestare i processi di degrado in corso. Infine, questi modelli, una volta anche indagati in maniera più approfondita i perni di ancoraggio alla base, serviranno anche per una valutazione complessiva della risposta sismica del monumento, quindi del cavallo sopra il basamento, per poi adottare tutte le tecniche di intervento necessarie alla preservazione del bene. Grazie. Vero, complimenti vivissimi all'Università di Padova. Direi che la carrellata, anche molto rapida, sintetica, dei professori Mattioli, Mazzioli e dell'ingegnere Lorenzoni è stata molto utile a tutti per capire che razza di acribia analitica è stata prodigata dall'Università di Padova sulla statua di Gattamelata. Credo, ce lo confermerà il collega Oliva, che sia stato fatto tutto quello che era umanamente possibile fare su una statua nel 2024. Luigi diceva oggi, addirittura Luigi Oliva, che stiamo scrivendo la storia del restauro. Ora ci stiamo provando, ci siamo sulla buona strada per scriverla, perché credo che un lavoro del genere non sia mai stato fatto né nel nostro paese e quindi per definizione, se non è stato fatto in Italia, non credo che sia stato fatto altrove. E senza smontare la statua, questo è lo stato ad oggi della conoscenza. Un 300 pagine, corpo 10 di dossier, che naturalmente è stato trasmesso alla delegazione per tenerne conto nella progettazione in corso, che consentono di avere grosso modo una visione di quello che è lo stato di salute della Gattamelata, il check-up più completo che si poteva fare. Ma per capire bene che cosa vogliono dire questi dati abbiamo la fortuna, il direttore generale prima di tutto, ma tutte le soprintendenze, di avere in casa al Ministero quella che è l'autorità garante della conservazione di beni culturali, sicuramente in Europa, no, che è l'Istituto Centrale del Restauro. Il suo direttore, che invito al tavolo, l'architetto Luigi Oliva, con le colleghe, qui va il nostro ringraziamento più vivo, le dottoresse Francesca Angelo, Maria Baruffetti, il dottor Roberto Ciabattoni, notissimo bronzista che non c'è oggi ma è stato a Padova nelle volte precedenti, tutti i sopralluoghi, ha seguito tutto il lavoro, e la dottoressa Federica Giacomini. Benissimo, ringrazio tutti della paziente attenzione. A volte, non sempre, quando i dati scientifici vengono mostrati possono essere immediatamente intelligibili, però il percorso seguito finora, ringrazio anche il sovrintendente, mi sembra molto, molto chiaro ed evidenzi proprio tutto il set di indagini che sono state portate avanti. Riprendo la citazione, io dicevo, una storia del restauro la stiamo scrivendo, nel senso che questo è il primo passo di una auspicabile
diciamo, intervento che sia esemplare dello stato, diciamo, della tecnica sia scientifica che di restauro. Quindi stiamo cercando di pensare a uno scenario in cui impiegheremo il massimo delle potenzialità in questo ambito, e questo sia per rendere merito di un capolavoro assoluto come il monumento del Donatello, sia anche per, diciamo, dimostrare come questa bellissima sinergia che si è creata fra enti del Ministero, università e poi anche esterni, privati, in questo caso la delegazione, possa portare a, diciamo, a grandi, a superare anche limiti di conoscenza importanti. Dico soltanto che c'è anche l'occasione non solo di considerare l'aspetto del restauro, l'aspetto della conoscenza materiale, ma anche quella storico-artistica, perché, diciamo, questa indagine è un'indagine a 360 gradi che apre a nuovi, diciamo, a nuovi livelli di conoscenza, non solo del materiale ma anche della tecnica di produzione, quindi ci rimanda direttamente alla possibilità di ricostruire il cantiere che volle Donatello, di come una statua del genere venne concepita e realizzata nel suo tempo. Ora io mi taccio e passo la parola ai colleghi, collaboratori dell'istituto, che sono veramente orgoglioso di dirigere e che non perdono occasione di dimostrare una grandissima competenza e capacità di intervento su diversi settori, forti di un'esperienza che l'istituto ha da oltre 80 anni, durante i quali ci siamo occupati anche diciamo, di alcuni dei capolavori più importanti del paese, e anche adesso agiamo a livello internazionale. I collaboratori sono la dottoressa Francesca Angelo, che è restauratrice esperta di metalli, insieme alla dottoressa Maria Baruffetti, e poi Federica Giacomini, che invece è restauratrice esperta per i materiali lapidei. Il dottor Roberto Ciabattoni non è qui presente tra noi, ma lui rientra invece tra gli esperti fisici che si occupano soprattutto degli aspetti strutturali e di tutela dal punto di vista fisico dei beni culturali. Cedo la parola alla dottoressa Angelo. Buonasera a tutti. Allora, mi unisco ovviamente ai ringraziamenti alla soprintendenza, alla delegazione e soprattutto all'università per l'ottimo lavoro corposissimo che hanno svolto, che ci ha permesso di fare anche questa sintesi, insomma, di questo parere sullo stato di conservazione dell'opera. L'Istituto Centrale per il Restauro è stato interpellato, come è stato detto, all'esito della campagna diagnostica commissionata dalla Soprintendenza all'Università di Padova per lo studio dello stato di conservazione del monumento, e in questa sede proponiamo una lettura dello stato di fatto dell'opera sia sulla base degli studi eseguiti dal CIBA, sia sulla base della diagnostica preliminare che la Delegazione Pontificia proprietaria del bene ha commissionato al dottor Nicola Salvioli e ad altri professionisti privati. La lettura partirà dagli aspetti macroscopici del degrado che interessano il monumento fino al dettaglio dei prodotti di corrosione che sono stati riscontrati, terminando con alcune problematiche di tipo strutturale ed osservazioni sul degrado della pietra. Eccoci. Partiamo dunque dalle linee di percolamento o linee geodetiche, che costituiscono effettivamente uno degli elementi più deturpanti e interferenti che si riscontrano non solo ovviamente sull'opera in questione, ma su qualsiasi monumento in bronzo che sia esposto all'aperto in ambiente metropolitano. Queste linee, che vediamo qui sottolineate dalle frecce gialle, formano una zebratura sulla superficie che è dovuta allo scorrimento dell'acqua piovana, e in queste sedi si innescano dei fenomeni di corrosione che sono in relazione agli agenti inquinanti che vi si depositano, trasportati ovviamente dalla pioggia. Più approfonditamente, diciamo un aspetto più tecnico, queste linee si caratterizzano per una doppia corrosione elettrochimica. Ovviamente presentano un comportamento di tipo anodico all'interno e catodico sui bordi, creando una sorta di pila che comporta ovviamente la corrosione del materiale costitutivo. Questo processo è innescato e accelerato dal continuo percolamento dell'acqua che solca queste vie preferenziali.
Si riscontra ovviamente la presenza di depositi coerenti ed incoerenti, soprattutto nelle zone che sono preservate dalla pioggia battente e dall'azione dei venti. Questo substrato insiste sul materiale costitutivo ed ha inevitabilmente delle caratteristiche di igroscopicità perché è costituito da un accumulo di materiali estranei di varia natura, che hanno anche uno spessore variabile. Questo substrato, ovviamente trattenendo l'acqua, favorisce sempre fenomeni di corrosione elettrochimica del metallo, e dalle immagini noi possiamo vedere come ci sono, come sulla testa del cavallo, delle zone più estese, delle aree diciamo con un maggiore interesse, ma anche delle aree più limitate. Se osserviamo ad esempio le decorazioni del sottosella e guardiamo il perimetro del bassorilievo, vediamo che questa piccola linea bianca che lo segna è purtroppo costituita appunto da depositi che trattenendo l'acqua appunto innescano delle reazioni corrosive. Andando avanti, purtroppo e ovviamente troviamo soprattutto sulla parte alta del monumento la presenza di deiezioni di volatili che sono ovviamente deturpanti. Il contatto fra il guano e le piogge acide favorisce il rapido deterioramento delle superfici, in quanto la componente acida del percolato innesca dei fenomeni di tipo corrosivo e questa aggressione del metallo chiaramente si sviluppa al di sotto di esse. È lecito aspettarsi che nel momento della rimozione di questi depositi si troverà una patine di varia natura, non ci sarà il metallo preservato ovviamente perché l'ambiente acido è mal sopportato. Passiamo adesso ad analizzare i famosi prodotti di corrosione. Questi prodotti di corrosione sono stati riscontrati dalle indagini scientifiche eseguite dal CIBA ed è doveroso fare una premessa. Il bronzo, come è noto e come insomma sappiamo, è una lega composta principalmente da rame e stagno con delle quote di piombo e zinco che variano secondo il periodo storico e l'area geografica di provenienza. I metalli di cui questa lega è composta si trovano in natura sotto forma di minerali e non allo stato metallico. Dunque, lo stato metallico è uno stato instabile della materia e la tendenza naturale degli elementi che compongono questa lega sarà sempre quella di tornare alla loro forma minerale. Questo è il principale motivo per cui i metalli, in maniera molto elementare, si corrodono. Da questa premessa appare lampante ed evidente come sia impossibile non riscontrare in opere metalliche fenomeni di tipo corrosivo, a meno che non siano fatte d'oro ovviamente, che sono il naturale processo con cui gli elementi metallici tendono a ritornare al loro stato iniziale, che sia precedente quindi alla trasformazione materica imposta dall'uomo con le sue tecnologie di trasformazione. I prodotti di corrosione del bronzo possono essere divisi in due classi in maniera generale: prodotti instabili e prodotti stabili. Alla prima classe appartengono i cloruri, che possiamo vedere qui nella diapositiva, e chiaramente nell'opera in oggetto sono stati riscontrati in zone particolarmente soggette a percolamento ed accumulo di acqua piovana. Questo fenomeno è connesso agli inquinanti che si trovano nell'atmosfera. I cloruri sono senza dubbio la classe più pericolosa perché sono dei composti pulverulenti che causano una grave perdita del materiale costitutivo e soprattutto si tratta di un tipo di corrosione ciclica ad andamento crescente, quindi non si stabilizza mai praticamente, va sempre avanti. E in questa diapositiva vedete dei punti in cui dai prelievi e dalle analisi del CIBA sono state riscontrate. Qui vedete un'immagine invece di un altro monumento per farvi vedere puntualmente come si presentano dal punto di vista morfologico. In quest'altra serie di immagini possiamo vedere delle altre zone dove, osservando il monumento, si potrebbero riscontrare cloruri, perché chiaramente nella conformazione del modellato e soprattutto per la loro esposizione al percolamento d'acqua questa classe di prodotti di corrosione potrebbe essersi formata, ma è chiaro che per l'estensione del monumento non si possono analizzare ogni singolo centimetro, diciamo. Noi sappiamo che sulle sculture in lega di rame esposte all'aperta questo è frequente, ma è anche vero che durante l'intervento di restauro essi saranno asportati il più possibile, trattati con adeguati procedimenti per inibire il processo corrosivo e sarà anche protetta la superficie.
Oltre ai cloruri, che abbiamo visto essere dei prodotti stabili e frequenti nelle sculture in bronzo esposto all'aperto, ma in realtà sono presenti anche in bronzi che sono conservati in ambiente confinato, è stata riscontrata la presenza sulla scultura di solfati. I solfati sono dei prodotti anch'essi molto diffusi sulle superfici dei manufatti in lega di rame, esposti soprattutto all'atmosfera delle metropoli, con presenza di inquinanti e di anidride solforosa. Il principale prodotto che caratterizza la patina verde chiaro che potete vedere qui in queste immagini è la brocantite, questo nome è un po' complesso. La brocantite è ritenuto in ambito scientifico però uno dei prodotti più stabili che si possono formare sui monumenti in bronzo esposti all'aperto, ed esistono anche degli studi, come poi abbiamo riportato nella relazione, che tentano di riprodurre in maniera artificiale proprio la formazione di questo prodotto sui manufatti in bronzo che dovranno essere poi esposti all'aperto per garantire un certo grado di protezione. Tutte le leghe di rame che ricordiamo, diciamo visivamente caratterizzate da questo colore verde molto chiaro, come per fare un esempio noto è più anche la Statua della Libertà, presentano dei solfati che sono formati in stratigrafia sopra ad altri prodotti di corrosione che vedremo successivamente. I solfati però hanno un buon grado di stabilità e soprattutto, se rimossi i depositi incoerenti al di sopra di essi, si proteggono successivamente con adeguati prodotti multistrato e garantiscono una buona stabilità delle superfici. Infine, e poi basta corrosione, tra le classi di prodotti riscontrate troviamo la classe degli ossidi, però in questa diapositiva voi non vedrete delle immagini della scultura, perché qui vi propongo un'altra opera in bronzo che è più moderna, una scultura di Amleto Cataldi datata al 1920 di cui l'Istituto si è occupata qualche anno fa. Ho inserito queste immagini perché sul monumento al Gattamelata gli ossidi non sono facilmente individuabili ad occhio nudo, perché sopra di essi, per la lunga genesi delle patine, dato che sappiamo sono 600 anni che la scultura è esposta, c'è stata la formazione di altri prodotti di corrosione stabili che li hanno coperti e quindi li hanno occultati alla vista. Però qui possiamo vedere la loro forma tipica. Essi sono riconoscibili perché hanno una cromia che varia dai toni dell'arancio a quella del rosso molto scuro e si presentano come dei prodotti a contatto diretto con il materiale costitutivo perché sono di primaria formazione e soprattutto però sono molto stabili, anche questi, non vengono facilmente dilavati dalle piogge, hanno una buona consistenza, una buona coesione e non sono polverulenti, quindi questi sono tutti elementi, diciamo, che a noi ci consolano e ci rendono lieti della loro presenza. Terminata questa analisi delle patine e dei prodotti di corrosione stabili riscontrati, passiamo anche ad analizzare dei fenomeni più strutturali che qui già abbiamo visto, insomma, l'università ha accennato, e il problema strutturale più evidente è il disallineamento tra il cavallo, la groppa del cavallo e il sottosella. Probabilmente questo è riconducibile all'ultima movimentazione, nell'ultimo ricollocamento risalente alla Seconda Guerra Mondiale, nella quale il cavaliere è stato posto in maniera leggermente ruotata rispetto alla posizione originale, lasciando così, come potete vedere indicato dalla freccia, un grosso vuoto che causa in un punto la mancanza di contatto fra i due elementi. Resta così chiaramente aperta una via d'accesso molto importante per le acque meteoriche e che si insinua all'interno dell'opera. Ora è stato detto più volte che verrà eseguita una seconda endoscopia una volta disarcionato il cavaliere, che sicuramente ci darà molte informazioni che saranno utilissime per la progettazione del restauro, però un'endoscopia preliminare è stata fatta grazie al lavoro del dottor Nicola Salvioli, dalla quale è possibile affermare che all'interno del cavallo non è presente un'armatura di sostegno completa in ferro, e questo da una parte è un grande vantaggio perché l'assenza di questo elemento in ferro fa sì che non si creino quei fenomeni di corrosione dovuti alla differenza di potenziale fra i due diversi metalli, quindi tra il ferro e il bronzo. Però è anche vero che all'interno del cavallo è stata riscontrata la presenza di detriti, di guano, che ovviamente formano di nuovo un substrato igroscopico che insiste all'interno dell'opera e che causa dei fenomeni di corrosione, questo è inevitabile. Ovviamente in fase di restauro andrà svuotato, debitamente inibito e protetto.
Un altro punto debole sono le zampe, come abbiamo già visto, che sono state sottoposte alle gammografie e se risultano riempite di materiale probabilmente piombo con dei perni forse in ferro, e è chiaro che le zampe si presentano come il punto di arrivo del percolamento dell'acqua e quindi internamente si creerà un ristagno in questi punti che, sommato alla diversa quantità di metalli presenti, probabilmente causa un punto di fragilità che dovrà essere appunto in sede di progettazione adeguatamente trattato, pensato e discusso, insomma, per l'esecuzione dell'intervento. Proseguendo nella lettura delle immagini, sempre in relazione a questo mancato allineamento tra il Cavaliere e la groppa, possiamo vedere, confrontando anche qui due foto, un'immagine tratta dalla relazione storica prodotta dalla soprintendenza presa dall'ICCD e un'immagine del nostro sopralluogo. Nel punto dove appunto c'è la freccia gialla si intravede che in questo lato, contrariamente all'altro, l'adesione è migliore, ma c'è comunque uno spessore, quindi probabilmente la scultura è stata posta in maniera appunto leggermente ruotata. Infine, sempre considerando la parte bassa della scultura, esaminiamo velocemente cosa troviamo una volta rimossa la soletta in piombo che proteggeva la pietra. È possibile notare che tutti e quattro i punti d'appoggio, quindi le tre zampe e la sfera, appaiono sollevati di diversi centimetri rispetto al piano della pietra stessa, e quindi è anche evidente che questa ricollocazione è stata fatta inserendo probabilmente dei materiali, come appunto abbiamo detto piombo e malte, che sollevano l'opera dall'appoggio originale, e anche questo aspetto ovviamente dovrà essere rivisto perché bisognerà recuperare la migliore posizione di appoggio cavallo-basamento. Per quanto riguarda il materiale lapideo passo la parola alla mia collega. Grazie, io sarò molto sintetica visto che appunto già è passato molto tempo e la parte del basamento è stata già in parte illustrata dai colleghi dell'università. Semplicemente ricapitoliamo appunto e anche visualizziamo i diversi litotipi che compongono il basamento, che è composto, come abbiamo visto, già con blocchi di pietra d'Istria che compongono la parte sommitale su cui poggia il gruppo bronzeo, rilievi in pietra di Vicenza e poi in trachite dei colli Logani, come abbiamo visto, il grosso del basamento. Diciamo che sono in particolare gli elementi in trachite e pietra di Vicenza che compongono questo elemento a presentarsi oggi in cattivo stato di conservazione, questo sì, possiamo dirlo, sottoposti a delle sollecitazioni dovute principalmente all'azione degli agenti atmosferici e dei composti inquinanti che hanno sottoposto a dura prova appunto questo elemento già da molto tempo, già nel passato, tanto è vero che i rilievi con punti che sostengono gli stemmi della famiglia del gattamelata sono stati già oggetto di un intervento radicale nel 1854, quando sono stati rimossi e sostituiti con copie realizzate nella stessa pietra, cioè la pietra di Vicenza, dei rilievi originali, e oggi i rilievi originali si trovano, come potete vedere, in pessimo stato di conservazione, o comunque afflitti da gravi perdite e conservati all'interno in uno spazio tra la chiesa e il chiostro. Ma anche i rilievi che sono stati realizzati nel 1854, che potete vedere qui nelle immagini di sinistra, si presentano oggi fortemente erosi e decoesi con perdita sostanziale del modellato, elementi quindi che potremmo considerare oggi in cattivo stato di conservazione. Vedete anche la presenza di depositi e anche la crescita di organismi, in particolare di licheni, ma anche alghe e batteri, soprattutto su quelli del lato est, mentre le porte che si trovano sempre in pietra di Vicenza sui lati del basamento sono ancora quelle originali, ed essendo meno scolpite, meno lavorate e anche più protette dal recesso dell'ambito in cui sono poste, si trovano in uno stato di conservazione, considerando che sono ancora quelle originali, migliore, possiamo dire, nel complesso rispetto ai rilievi scolpiti.
della parte superiore. Diciamo che però gli elementi sicuramente in peggiore stato di conservazione sono proprio quelli in trachite che compongono il grosso del basamento, che come potete vedere da qualcuna di queste immagini, ma ce ne dovrebbero essere molte altre, sono soggetti a fenomeni di erosione, disgregazione, esfoliazione, scagliatura e cadute con consistenti perdite, possiamo dire, del materiale costitutivo. E quello che è più interessante è che questo fenomeno di degrado, come abbiamo visto già per i rilievi con gli stemmi, va avanti da secoli, tant'è vero che una parte non indifferente dei blocchi di trachite è già stata oggetto di una parziale sostituzione all'inizio del Novecento. Nelle mappe realizzate dal restauratore Nicola Salvioli sono stati individuati tutti i blocchi oggetto appunto di sostituzione, cioè in pratica è stata rimossa la parte più superficiale, più ammalorata di questi blocchi e tassellata, cioè sostituita con nuovi tasselli sempre in trachite, applicati con malte, con elementi in ferro, e probabilmente interventi di questo tipo sono anche più frequenti di quelli oggettivamente documentati nel 1903. Sicuramente devono essersi verificati anche altri interventi di manutenzione su questo basamento, perché nel 1994-95, quando l'intero basamento è stato sottoposto a un vero e proprio intervento di restauro, sono stati rinvenuti molti interventi, per esempio in malte cementizie, che erano stati evidentemente realizzati nel corso del tempo per cercare di arginare questo fenomeno di disgregazione e caduta dei blocchi di trachite. L'intervento del 94-95 è stato un intervento sostanzioso a carico appunto solo del basamento, che ha comportato consolidamento per impregnazione, iniezioni, microiniezioni, stuccature, ricostruzioni di parti in malte fibrorinforzate, quindi un intervento sostanziale, però a 30 anni di distanza da quell'intervento possiamo dire che il basamento ripresenti esattamente gli stessi fenomeni per i quali si era intervenuto negli anni 90. Questo ci, come dire, conferma quanto, diciamo, un intervento di restauro puntuale realizzato nel tempo ma non seguito poi nel corso degli anni successivi diciamo, riporti facilmente il monumento allo stato di partenza, ma soprattutto ci mostra anche come l'insieme gruppo equestre e basamento, sicuramente il basamento sia l'elemento debole, possiamo dire, dell'insieme, in quanto pur essendo quello che ha subito più interventi di restauro e manutenzione nel corso del tempo, è quello che si trova sicuramente oggi nelle condizioni peggiori rispetto al gruppo equestre, che invece, come abbiamo visto, non è stato praticamente mai restaurato nel corso dei suoi 600 anni di vita. Quindi, per concludere molto rapidamente, è evidente che questo basamento necessita, e con urgenza, di un intervento di restauro, perché, come abbiamo visto, al di là dei problemi strutturali che sono stati già messi in evidenza dai colleghi dell'università, proprio anche a livello di struttura esterna, diciamo di superfici lapidee, lo stato di conservazione è cattivo, con perdita, non rischio, ma proprio già perdita di materiale costitutivo. Quindi un intervento di restauro è sicuramente necessario, ma soprattutto è importante che questo intervento venga, diciamo, fatto prolungare la sua efficacia nel corso del tempo, e questo per potersi ottenere, considerata la fragilità intrinseca che evidentemente in quelle condizioni la trachite ha mostrato. Questo intervento deve necessariamente essere eseguito da un'opera costante di manutenzione periodica, che potremmo immaginare con una cadenza annuale per una durata circa di una settimana, da realizzare con un cestello elevatore, quindi diciamo con un sistema agile e snello, un po' sul modello di quello che l'Istituto Centrale per il Restauro del resto realizza già da anni nella Cappella Scrovegni, e che possa appunto comportare una serie di interventi che consentano di tenere sotto controllo lo stato di conservazione del basamento e intervenire, diciamo, in maniera preventiva e in maniera pronta, in modo da bloccare, come dire, il ripresentarsi dei fenomeni di degrado al loro inizio, insomma in una fase iniziale, non quando già hanno procurato nuovi danni. Grazie. Ah no, scusate, stavo dimenticando che il nostro collega appunto Roberto Ciabattoni
ci ha mandato un paio di slide con suggerimenti dovuti anche all'esperienza maturata sul restauro del Marco Aurelio, che l'ICR ha realizzato negli anni 80 e nei primi anni 90, ed essendo Roberto Ciabattoni un funzionario, diciamo, di lungo corso, ha anche maturato questa esperienza. In particolare ci come dire, suggeriva di porre l'attenzione sul sistema di diciamo di movimentazione che era stato realizzato in occasione del restauro del Marco Aurelio, disarcionando il cavaliere e ingabbiando, diciamo, il cavallo in una struttura di contenimento che ha avuto la funzione di supporto anche per gli interventi conservativi, e questa gabbia ha consentito, diciamo, le movimentazioni della scultura in massima sicurezza, anche perché il concetto, diciamo, è quello di non esercitare un'azione diretta sull'opera, ma di movimentarla attraverso, possiamo dire, un medium che consenta di scaricare e di distribuire uniformemente le forze, evitando dunque delle sollecitazioni puntuali su alcune zone della scultura piuttosto che su altre. L'altro, diciamo, suggerimento che può derivare appunto dall'esperienza del Marco Aurelio è quello proprio del sistema di ancoraggio, che abbiamo visto uno dei punti proprio più delicati e critici del complesso del Gattamelata, l'ancoraggio cioè del cavallo sul basamento, e in questo caso l'esperienza dalla quale si può ripartire è quella che è stata messa in atto da DCR nel riposizionare sul basamento michelangiolesco del Marco Aurelio sulla piazza del Campidoglio la copia in bronzo che, come tutti sappiamo, sostituisce oggi l'originale. Grazie. Allora, io vi rubo soltanto altri 2 minuti per le conclusioni. Terminata quindi questa panoramica sulle principali problematiche che caratterizzano lo stato di conservazione del monumento, noi ci sentiamo di affermare che esso presenta ovviamente le tipiche forme di degrado delle sculture in lega di rame esposte all'aperto. In considerazione del fatto che comunque l'opera è stata esposta da circa 600 anni senza che sia mai stata oggetto di un vero intervento di restauro o di un intervento di serrata manutenzione, è però anche possibile sostenere che lo stato di conservazione è da considerarsi tutto sommato discreto, perché potevano essersi verificati dei danni ben più gravi, non solo a livello di corrosione, ma anche considerando le 2 movimentazioni che l'opera ha subito, senza dubbio, fatte senza tutti gli accorgimenti di cui noi adesso disponiamo. Quindi, alla luce di tutto questo, è evidente che il monumento necessita di un intervento di restauro che comprenda tutte le operazioni finalizzate alla salvaguardia delle superfici in pietra e in bronzo, e soprattutto per il bronzo esterno e interno all'opera, al recupero di un assetto statico idoneo. La superficie dovrà essere adeguatamente sottoposta non solo al trattamento di tutti i siti attivi di corrosione, ma anche all'applicazione di un multistrato di protettivi, che è una metodologia messa a punto già da tempo dall'Istituto Centrale per il Restauro. Tutto questo però non potrà prescindere da una serrata manutenzione. Vogliamo sottolineare, come ha anticipato anche la collega, che la principale strategia conservativa messa in campo per garantire l'ottimale conservazione delle sculture in lega di rame esposte all'aperto dopo un intervento di restauro che sia rispettoso di tutte le patine stabili e protettive già presente è per forza un serrato piano di manutenzione. Questa fase, che si deve considerare fondamentale nel processo di conservazione e salvaguardia di tutte le classi di bene, purtroppo viene attuata un po' raramente. Sulle opere in lega di rame esposte all'aperto, anche sulla base di esperienze che l'Istituto sta portando avanti da alcuni anni, questa può essere suddivisa in 2 tipologie di interventi manutentivi che devono essere programmate e raccordate fra di loro. Innanzitutto, come vediamo anche sinteticamente dalla slide, devono essere programmati degli interventi manutentivi di tipo annuale, che prevedano l'ispezione e la mappatura del degrado, la rimozione di depositi incoerenti e deiezioni, quindi con interventi di piccolo calibro, e si suggerisce, come da protocollo già messo a punto all'epoca dal professor Marabelli e riportato in diversi studi, di eseguire la misura della resistenza di polarizzazione,
molto velocemente, senza essere messa alla gogna dai colleghi dell'università, di che si tratta? Si tratta di una misura che va a proprio prendere la distanza, lo spessore tra il metallo vivo e lo strumento, e dunque riesce a misurare tutto quello che c'è sopra il metallo stesso, sia le patine prodotte ovviamente che sono materiale costitutivo del metallo, ma anche i protettivi che su di esso vengono applicati. Questo che vuol dire? Questo ci porta alla possibilità di controllare quanto questi protettivi lavorano effettivamente sulla superficie. Quindi questa è la manutenzione, diciamo, più semplice, che può essere fatta in maniera anche con un cestello, insomma, così. A questa manutenzione annuale però deve essere affiancata una manutenzione quinquennale, cioè un intervento un po' più complesso, che però si configura non come un vero intervento di restauro, ma come un insieme di operazioni che sono volte a preservare tutto quello che è stato fatto precedentemente, proprio per evitare il formarsi di fenomeni di degrado incontrollati e repentini, e non arrivare di nuovo a uno stato di conservazione che ci obbliga ad intervenire con il restauro proprio della scultura. La manutenzione quinquennale, oltre alle operazioni già citate, diciamo più semplici, comprende anche la rimozione dei vecchi protettivi, la cui efficacia abbiamo visto può essere valutata nel tempo, la pulitura e il trattamento di alcune zone in cui inevitabilmente si ripresenteranno dei fenomeni di corrosivi in maniera localizzata, e la riapplicazione di nuovi strati di protettivo. Dunque, questi adeguati programmi di manutenzione, come d'altra parte abbiamo già visto a Padova avviene per la Cappella degli Scrovegni, possono garantire una ottimale conservazione delle opere d'arte e soprattutto il loro costante controllo, in considerazione della preziosità di un monumento come quello oggetto del presente studio, non solo per la grandezza indiscussa per l'autore, ma anche per la valenza che riveste per la città di Padova. A questo punto restituirei la parola al sovrintendente dicendo che una delle domande che ci è stata posta oggi in conferenza stampa è quella sui tempi, ma io inviterei tutti quanti a considerare che i tempi, quando sono attivi, non sono mai lunghi. Per tempi attivi intendo i tempi delle indagini, di cantieri pilota, di verifiche, di test, di durata, di determinati trattamenti. Questi sono tempi attivi che sono molto importanti per definire un buon restauro, un restauro duraturo che sia fatto nel miglior modo possibile. In contemporanea la possibilità di fare un cantiere aperto in una durata anche un po' più lunga consentirà alla cittadinanza e a tutti i visitatori di poter vedere da vicino dei dettagli che normalmente non sono visibili nella sua naturale originaria allocazione, quindi anche di apprezzare la qualità artistica del monumento durante i restauri per tutto il tempo che sarà consentito. E tutto ciò sarà fatto con il supporto dell'ICR e con la tutela della sovrintendenza e soprattutto il coordinamento del Dipartimento Tutela, che finora ha garantito la coesione di tutti gli attori e il massimo risultato che è stato raggiunto. Grazie. Se il direttore è d'accordo lascerei un attimo qui i colleghi dell'ICR, aprendo un brevissimo dibattito prima di ringraziamenti finali. Non so se qualcuno ha delle domande. L'ICR da giudici si mette sul banco degli imputati ed è pronto a rispondere alle curiosità di tutti insieme, naturalmente, all'università. Qualcuno ha qualche curiosità? Professoressa? Ecco, se lei sa risponde, no? Dobbiamo stare lontani dalla cassa, venga qui. Attenzione ai cavi, ecco forse. Allora, negli anni 70, quando qui a Padova sono partiti i primi grandi studi sulla protezione della pietra tenera, ecco, mi ricordo che andando a un convegno proprio sulla pietra tenera nell'allora Museo del Santo,
2 inservienti in camice con una scala in legno altissima, davano una bella mano praticamente di una patina, sembrava patina da scarpe. A questo punto il colore è venuto fuori tipo cioccolato, e uno studioso ha chiesto anche cosa stavano facendo, è stato anche insolentito, e questo si è ritirato. Al di là dell'aneddoto, volevo sapere se durante le indagini chimiche sono saltate fuori delle tracce di questo protettivo, perché è stato dato anche sicuramente anche altre volte. No, quello bronzo. Sì, ho citato molto velocemente quello strato. Scusami, Umberto, vieni qui perché se siamo esposto. Ho citato molto troppo velocemente nell'ultimo punto lo strato nero superficiale sopra i prodotti di alterazione prodotto da solfuri. Io credo che si tratti proprio di questa cosa. Ho citato che è artificiale, sicuramente non dovuto all'ambiente, e quindi è un qualcosa che sono contento di sapere chi l'ha fatto, perché l'abbiamo visto e adesso sappiamo chi è. Qualcun altro che ha domande, curiosità? Anna Maria, ce la fai a venire qui così ti sentono tutti? Tenta attraversamenti, forse possiamo riaccendere le luci. Voi che siete vicini alla luce? Ho letto qualche giorno fa credo sul... Maria, ti presento al direttore generale Anna Maria Piero Bianchi Martini, storica, archeologa, sì, non ci conosciamo. Padovano pugliese, ho letto qualche giorni fa della possibilità che l'originale del Gattamelata venga sistemato nella vecchia sede del Museo del Santo di Boito. C'è qualcosa di più che il sovrintendente può dirci? Credo che sia la persona più adatta a proposito di questo. Non si è parlato assolutamente di copie, di originali, di copie. È rimasto così questo fantasma vagante. Siccome io ho una certa età e mi ricordo dei fantasmi vaganti dei cavalli di San Marco, sono curiosa appunto di sapere qualcosa su questo argomento. Grazie. Il direttore mi aiuterà, il direttore Oliva, ma diciamo che è ancora presto per dirlo. Anna Maria, dovrete avere tutti ancora un po' di pazienza, perché ancora la diagnostica non è finita. Sono 2 anni quasi che ci lavoriamo, delegazione, università, sovrintendenza, ICR, però non finirà mai la diagnostica, finirà quando sarà finito il restauro. Quindi adesso è necessario smontare la statua, come è stato accennato, per capire fino in fondo, al 100%, il suo stato conservativo nei punti critici. Questo determina un problema di movimentazione che è stato affrontato con modelli statico-strutturali, dinamici, molto complessi da parte dell'università, e non è ancora chiaro però quale scegliere delle modalità di sollevamento, imbrago, sollevamento, spostamento, finché non conosciamo icto oculi la condizione delle zampe. Malgrado la gammografia, un'altra tecnica che credo per la prima volta sia stata applicata, almeno in tempi recenti, a statue di bronzo, è stato un macello trovare chi la faceva. Luigi si ricorda, poi alla fine era una ditta di Este di Monselice, l'unica in Italia che fa gammografia, ma non è sufficiente. Dobbiamo aprire la scatoletta di Donatello, sollevare il cavaliere dal cavallo, eliminare tutto il guano, le terre di fusione, tutto quello che è percolato dentro la pancia del cavallo, almeno negli ultimi 50 anni, essere sicuri dello stato conservativo dei perni, per finalmente capire se sicuramente si può togliere il cavaliere, se si può togliere il cavallo, e non è detto, in modo da poter operare. A quel punto capiremo dove è opportuno fare il laboratorio di restauro. Ricordiamo però che nella fattispecie ultraspecifica del Gattamelata
il museo di Camillo Boito è a 70 metri, quindi non stiamo parlando di portare Cavallo e Cavaliera a Roma, all'ICR o da qualche altra parte come per i bronzi di Riace, no, rimarrà a Padova, rimarrà a Sant'Antonio, rimarrà nel Sagrato, da capire se sarà opportuno, e questo anche l'ICR sta aspettando di avere le ultime informazioni, un cantiere in situ o un cantiere nel museo, al coperto, nel museo Boito. In ogni caso l'elemento fondamentale a cui la delegazione ha sempre tenuto, anche su nostra istanza, è la fruizione pubblica che sarà comunque assicurata. Quindi il restauro diventerà un momento partecipato in cui tutti potranno continuare a guardare il Gattamelata negli occhi, e poi mai più, perché quando lo rimetteremo sul suo basamento dovremo guardarlo dal basso, quindi che sia qui o che sia lì, diciamo che il problema è quasi filosofico. Sulla collocazione finale credo che quello che sappiamo già del Gattamelata sia assolutamente ottimistico per pensare che rimarrà dove è sempre stato nei suoi quasi 600 anni di vita. Questo per la risposta diciamo da nipote a zia che hai chiesto così in questo gruppo di famiglia che è presente oggi. Se non ci sono altre domande, questa forse è la domanda delle domande, venga. So Luigi se vuoi aggiungere qualcosa su questo tema, diciamo, aspettiamo per esprimerci. Volevo chiedere se si è pensato nella ipotesi che mi pare la più concreta, che torni Concaresti, dov'è, anche dopo il restauro, se si è pensato a qualche sistema per rendere, diciamo, meno invasiva la presenza degli uccelli, perché credo che quello del guano sia un problema che forse verrà risolto una volta all'anno, ma dopo una settimana che sarà restaurato diventerà già un trampolino dove staranno decine e decine di volatili tutti i giorni. Credo che sul problema ci siano anche novità tecnologiche, mi permetto di coinvolgervi, no? Quindi non credo che i piccioni saranno il nostro problema. Diciamo che non è un tema di cui ci occupiamo direttamente, ci sono diverse tecnologie per allontanare i piccioni che si basano sugli ultrasuoni o su suoni che riproducono rapaci e diciamo, altri loro predatori naturali, quindi senza intervenire sull'opera. Non è pensabile né mettere i classici aghi sulla testa del Gattamelata e neanche elettrificare il bronzo perché non è compatibile con la conservazione della statua, quindi si studieranno dei sistemi indiretti sicuramente. Prima di dare la parola al direttore La Rocca per il saluto finale a tutti voi che avete avuto la pazienza di ascoltare finora, io vorrei ringraziare il gruppo di soprintendenza, perché tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'Università di Padova, Deo gracias che stiamo a Padova, senza l'ICR, Deo gracias che ce l'abbiamo, il Ministero che è stato veramente anche fulmineo, forse grazie anche a un orientamento molto chiaro del direttore su questo tema dovevamo, come dire, rapidamente esprimerci, e sicuramente all'incisiva azione del direttore Oliva e alla bravura delle colleghe che sono davvero bravissime, specializzatissime, ci danno questa sicurezza di aver capito quello che dovevamo capire. Però non sarebbe stato possibile questo lavoro senza le colleghe di soprintendenza. Io vorrei ricordarle le poche che sono, la dottoressa Monica Pregnolato, che credo sia in sala oggi, la dottoressa Elena Casotto, che avete visto citata perché è quella a cui avevamo affidato lo studio di tutte le vicende della statua, dalla committenza problematica, chi ha pagato, ancora non è chiaro, che cosa è successo dopo, la fortuna del Gattamelata, il suo diventare iconema assolutamente del paesaggio padovano e icona della storia dell'arte europea, fino a quelle movimentazioni che avete visto. Quindi Monica Pregnolato, Elena Casotto come storica dell'arte, Sara Emanuele come restauratrice, e l'architetto Francesca Venditelli, che è l'architetto di Padova che tutti conoscete, e due persone che sono esterne alle soprintendenze ma sono state coinvolte nel gruppo di lavoro per chiara fama, che sono il professor Gentilini,
che è qui che noi, che è uno dei più famosi donatellisti italiani, non so se si dica così, esperti di Donatello, storico dell'arte all'Università di Siena, e la professoressa Anna Saetta dello UAV padovana, forse ben nota a tanti. Quindi questo sistema di controlli incrociati, no? Università che controlla l'università, soprintendenza che controlla tutte, direzione generale che controlla i soprintendenti, dovremmo avere una garanzia del miglior lavoro possibile. E lascio la parola al direttore. No, ma brevissimamente io proprio un saluto a tutti quelli che sono presenti, soprattutto avete avuto la pazienza di ascoltare tutti gli interventi così numerosi, vuol dire che il tema davvero è sentito non solo presso gli studiosi ma presso la città, come diceva il sovrintendente. Io ringrazio davvero tutti quelli che stanno e che continueranno a lavorare su questo progetto, anche per la precisione della raccolta e dell'interpretazione dei dati. Credo che abbiamo avuto un quadro straordinariamente ampio e dettagliato dello stato di conservazione, appunto come si diceva spesso è ricorso, no? Dello stato di salute di questo monumento. Siamo abbastanza rassicurati, diciamo, sul fatto che un intervento di restauro potrà consentirci di godere della gattamelata ancora per tanto tempo, e sottolineo, perché lo facciamo sempre ed è un elemento fondamentale che ancora stenta a entrare come dire, con forza nella mentalità nostra, che ci occupiamo della conservazione dei beni a noi affidati in primis, i cosiddetti beni in consegna, quelli dello Stato, ma anche a tutti coloro che sono proprietari dei beni culturali, che è quello della manutenzione e della conservazione programmata. Sono temi che ripetiamo continuamente. Fortunatamente fra le competenze del Dipartimento, dei servizi del Dipartimento, c'è proprio uno specifico tema sui piani di conservazione programmata, che quindi faremo e che dovranno essere seguiti, perché il restauro, come diceva il direttore dell'Istituto Centrale per il Restauro, l'architetto Oliva, cioè, quando è ben fatto è duraturo, però dagli uccelli agli elementi atmosferici, a tutte quelle forme di degrado anche antropiche, ahimè, perché i fenomeni di vandalismo li abbiamo visti sulla pietra, i graffiti famosi che deturpano molti nostri monumenti, possono essere controllati e gestiti attraverso una manutenzione ordinaria e programmata nel tempo, che fra l'altro riduce anche i costi, voglio dire, no? di un intervento di restauro che invece, come si vedrà, ha dei costi abbastanza importanti. Quindi questo richiamo alla manutenzione continuiamo a farlo. Sembra che insomma non si riesca a farlo entrare appunto in quelle che sono le ordinarie attività di tutti coloro che gestiscono il nostro patrimonio culturale. È un problema anche legato ad una forma mentis anche del nostro Ministero, del modo in cui vengono erogati i finanziamenti. Noi siamo in un periodo fra fondi straordinari, fondi europei per le regioni che possono usufruire del PNRR, in cui devo dire, possiamo dirlo, forse non ci mancano i finanziamenti per intervenire sul nostro patrimonio culturale. Naturalmente il rovescio della medaglia è che abbiamo fondi per grandi progetti, per grandi restauri, e però ci manca, come può ben dirci il sovrintendente, proprio quel finanziamento per la manutenzione poi dei nostri beni, e questo è un problema che proviamo a risolverlo. L'altra cosa che volevo dire, ma è giusto un informativo per comprendere un po' la struttura della nostra amministrazione complessa e quello che facciamo. Il sovrintendente di un mio input, diciamo, all'intervento dell'Istituto Centrale non è servito, perché sia il precedente direttore e soprattutto l'architetto Oliva hanno accolto, credo con gioia, diciamo, oltre che con un senso di responsabilità importante, la possibilità di occuparsi di una delle icone appunto della storia dell'arte europea, però diciamo che, ecco, la nuova struttura dipartimentale che in qualche modo, come dire, governa, coordina tutte le attività
di tutela, il fatto che in questo momento con la riforma l'Istituto Centrale per il Restauro rientra nell'alveo della Direzione Generale di Archeologia per l'Arte e Paesaggio, forse consente un maggiore coordinamento fra tutti gli istituti che si occupano di tutela. Infatti una delle prime cose che proviamo a fare è organizzare insieme a tutti coloro che lavorano con noi il Sistema Nazionale della Tutela, che un po' riprende le fila del Sistema Nazionale dei Musei, e proprio per integrare tutti quegli istituti e quelle competenze che lavorano intorno alla tutela di tutto il nostro patrimonio culturale. Io vi ringrazio e sono veramente stato contento di essere qua stasera. Padova è un posto che amo molto, in cui ritorno, e poi voglio dire, mi lega una antica amicizia, come è stato detto, con il sovrintendente. Grazie a tutti, buonasera. Alla porta, che mi ha aiutato a mettere insieme l'eterogeneo, complicatissimo, affollatissimo di dati, tabelle, grafici, dossier che abbiamo oggi consegnato alla delegazione, che naturalmente possiede tutti i dati da maggio, e aspettiamo di vedere, di fare insieme il progetto. Stiamo monitorando la tavola con le parla con l'ICR e poi anche Giovanni me l'ha detto ieri sera che abbiamo cenato insieme e da quando no, molto piacere, Francesca Angelo, piacerissimo. Varia, non è un museo. Io non sarei neanche di Natale, ma che sarebbe l'istituto, quindi il sopralluogo era seguito è fatto piacere trovarla anche quando questo io sono molto per la collaborazione ora perdi anche Giovanni, la manutenzione poi diventa sempre meno
quindi per adesso non è avevo lavorato alla relazione, sono andata Buon rientro al lavoro. A presto. Arrivederci, buon lavoro. Grazie. Grazie. Arrivederci. Riesco a... Guardi, la porta con la vicina. Prego, prego.
ma lo devo dire, ma non la cosa importante che tu stai che poi c'è sempre ampio, non ha più quel è capito. Chi desidera fare la visita del palazzo è atteso giù, per cui bisogna lasciare la avete enorme Volevo solo salutare. Ciao. Ciao. Noi ci eravamo visti anche l'altra volta. Sì, pazienza. Ormai la memoria di Dori. Arrivederci. Arrivederci. Alla prossima. Fanno con la loro sovrintendente, no, quindi lavoriamo avanti, lavoriamo così. Venite da me.
di stavi parlando era